Molte scuole hanno messo in campo parecchie attività proprio per ricordare i 55 anni, ma soprattutto per far conoscere alle nuove generazioni che nulla sanno, perché noi si dà per scontato che tutti sappiano, ma in realtà i giovani devono sapere, conoscere, capire per come dire, essere rispettosi, rendere memoria alle vittime e per crescere con la giusta consapevolezza. Una tragedia che qualcuno purtroppo si ostina ancora a chiamare catastrofe naturale. Lì purtroppo la catastrofe non fu naturale, ma fu dovuta a imperizia, disattenzione, superficialità e forse anche superficialità voluta, cioè una situazione che si era già preannunciata come gravissima, che è stata ignorata, che anzi la cui pericolosità è stata aumentata. Questo in spregio a più di 2000 vite che con quel disastro furono spazzate via. Credo che ricordare sia un dovere nei confronti delle vittime, dei superstiti, alcuni erano bambini, ragazzini, oggi adulti e anche vecchi, ma anche da parte di tutta la comunità civile e politica per avere sempre una enorme attenzione nei confronti del territorio.